Buongiorno a tutti ragazzi, quindi oggi bellissima giornata di sole. Come regola dovevo stare su quella bella montagna sopra, lì ci stanno i tavoli, quindi si poteva stare bene bene bene. E invece ragazzi stiamo a casa, quindi continuiamo a rimanere a casa, quindi diciamo la montagna era questa qua, dove avevo detto della Pasquetta finale. Quindi qua sopra ragazzi ci stanno dei tavoli, là si può mangiare, quindi purtroppo invece dobbiamo stare qua. Quindi ecco la zona come si presenta adesso, bello soleggiato, quindi eccolo qua. Non ci pensavo, vedere, no, no, no. Quindi vedi che bella giornata. Ci sta la desolazione quasi. Ciao Silvana, buona Pasqua pure a te. Ciao Ivana, buona Pasqua pure a te. Quindi ecco qua ragazzi, questa è la mia casa. Qualcuno aveva scritto: Giuseppe, ma tu abiti in una catapecchia, però ragazzi, mi sa, senza offesa per nessuno, non è così. Quindi come potete vedere ragazzi, diciamo in una catapecchia proprio non vivo. Quindi diciamo, ringraziando a Dio, la casa è bella, quindi senza offendere nessuno, però in qualche commento qualcuno aveva scritto: Giuseppe, ma abiti in una catapecchia? La signora mi disse che io abitavo in una catapecchia, quindi sì, sì, mi disse così, mi disse che io abitavo chissà dove, quindi può darsi che oggi rivede tutto, quindi rivede più o meno come sia, così si fa un'immagine, quindi immagina, eccola qua, quindi questa è la mia casa in effetti, quindi non è che sia una catapecchia, proprio giusto per far chiarire la signora, senza offesa per nessuno, quindi mi sa che le catapecchie non le conosce. Vabbè, lasciamo stare. Al finale è una bellissima giornata, peccato stare qua, però dobbiamo stare. Ehi, auguri! Pure a te, avvocate. Quindi ragazzi, oggi proprio bellissima giornata e mi dispiace davvero stare a casa. Qui sopra ci stava in effetti, eccolo qua ragazzi, qui sopra ci stanno dei tavoli. Ho fatto l'ingrandimento della montagna dove ci stanno i tavoli dove si può andare a parcheggiare con l'auto e andare a mangiare, quindi ci stanno proprio dei tavolini appositamente per chi vuole fare la Pasquetta, diciamo. Quindi proprio sopra sopra, in effetti. Ciao Cristi, auguri pure a te. Quindi è un peccato, ragazzi, la giornata era proprio bella, però che amma fa? Dobbiamo stare a casa, ragazzi. Quindi vedete la giornata è proprio bella al finale. Questa è l'altra parte della casa comunque. Questa è dove abitano più o meno tutti i condomini. Quindi come vedete un portone, due portoni, tre portoni, quattro portoni, quindi è un quadrato al finale. E questa è la montagna, diciamo, a chiamamma la stella. Sì, sì, grazie Cristo. Qualcuno, la signora mi disse una volta che io abitavo in che mi dice, una catapecchia, mi disse. Allora perciò io ho fatto il video della casa, così si fa un po' gli occhi e immagina, perlomeno. Così non può dire che non ho fatto, diciamo, la, la registrazione. Poi si deve pensare che
non so io, gli faccio la diretta con la mia faccia direttamente, quindi eccola qua, così dopo non dice che non sono io qui. Quindi dopo è capace che dice che è un'altra casa, capì? Che non ero io. È capace. Mamma mia, oggi proprio davvero non so che fare, quindi diciamo sto scendo pazzo, sto facendo solo videochiamate a mamma, ai miei fratelli, ai miei nipoti, sto col cellulare da stamattina. Poi tutti gli amici di Torino, quindi ma da tutte le parti, quindi stamattina non ho fatto neanche un video a finale perché fare tutte le videochiamate con tutti gli amici del nord, poi Finlandia, Norvegia, un casino proprio, quindi oggi sto viaggiando un po' in tutto il mondo, però con la videochiamate, quindi non di persona. Ho fatto il giro del mondo col cellulare oggi. Guarda qua, va. Una bella giornata. Ma sai che faccio? A scendo qua sotto. Ci sta il cancello. Dico ragazzi, faccio una grande grigliata qua sotto proprio. Non se ne parla proprio. Questo bel giardino qua, voglio il rosto. Là no, perché là ci sta la Madonnina, però poi dall'altra parte pure si può fare. Sì, sì, qua una grande grigliata. Guarda qua che spazio che ci sta sotto casa, va. La voglio il rosto qua. Poi stanno pure le panchine, quindi stiamo a posto. Le spostiamo direttamente. Qua io dovevo andare, vedi, eccola qua. Qua sopra dovevo andare. Qui ci stanno i tavolini per fare la grigliata, guarda qua, va. La zona della montagna pianeggiante. Qui sopra ci stanno tanti tavolini dietro a questi alberi che vai lì e ti fai una mega grigliata proprio. È proprio un peccato. Ecco qua si vedono anche le case qua nella montagna. Ma è un peccato veramente, ragazzi. Sai che arrostuto facevo, mamma. Però dobbiamo stare a casa, abbiamo fatti i cattivi. Sì, sì, lì ci stanno i tavolini, là sopra, proprio sulla montagna, proprio in alto. Ci stanno proprio i tavoli fatti con gli alberi. Ti siedi, ciao incoronata. Tanti auguri, incoronata. Buona Pasqua e Pasquetta, quindi non si può fare nulla, ragazzi, quindi dobbiamo stare a casa, quindi ci dobbiamo cioncare, come dice De Luca, in casa. Quindi è da tempo. Sì, sì. In effetti questo è un quadrato alla fine, questo diciamo. Ciao, grazie, buona Pasqua pure a te. Quindi stiamo pariando un poco, diciamo. Però questo giardino qua io lo vedo perfetto per fare proprio, diciamo, una bella arrostita, guarda. Perfetto proprio. Gli altri giardini no, perché lì ci sta la Madonna, mi pare, eccola qua, ve la faccio vedere. E sta Padre Pio pure, mi pare. Quindi in questa qua, eccolo qua, sta Gesù, mi pare. Solo che non si vede, Padre Pio si vede giusto giusto un pochino. Quindi questo è l'ingresso. L'anno prossimo qua. Ritorniamo modalità normale, è meglio. Ciao Radames. Grazie, io quello stavo dicendo, come faccio ad arrostire, guarda, in effetti ti faccio vedere, no? Questa diciamo è la mia entrata di casa, no? Io vedi il balcone non ce l'ho, quindi non posso arrostire perché guarda, in effetti qui i balconi non ci sta una veranda solo, quindi come arrosto? Quindi diciamo che è così, cioè non posso arrostire. Vedi? Mi guardano dallo specchio, mo. Quindi eccolo qua, mi potete guardare dallo specchio. Quindi devo andare solo in cortile, ragazzi, per forza, perché balconi qui non ce ne sono.
Quindi devo andare solo qua in cortile al finale. Sì, sì, è a forno, grazie, sì, sì. Purtroppo arrostito non si può fare anche perché il baccone non ce l'ho qua. Quindi lo devo fare per forza a forno. Vado col cane, faccio prestare il cane della signora a fianco, dico sì, mi date il cane che così vado ad arrostire un poco. Che dobbiamo fare ragazzi? Restiamo a casa, quindi come passa diciamo questa quarantena poi faccio una mega grigliata proprio. Agenda a Francesco a Napoli, a fanno arrostato in coppa a lungomare di Napoli. Anche se la verità volesse fare proprio cangoppa, una bella arrostatura. Sì, sì, vado da Francesco e faccio l'arrostita sulla lungomare di Napoli. Così perlomeno. Sì, sì, stamattina guarda ci stava tipo, tipo una nebbia, no? Allora tutti quanti hanno detto è stato De Luca, ha messo la nebbia per non farci uscire. Stamattina presto, verso le 7:30, era pieno di, sa, non nebbia, perché la nebbia qua non ci sta, però era tipo una nebbiolina. Qualcuno ha detto questo è De Luca allora. Avevano dato la colpa a De Luca. E ci mi ancora una catescassa oggi, ma che pare. E diciamo tu rumba proprio. Ma sì, ma che ce ne importa. Tanto. Crostata di crema, sì, sì, oggi. Dopo, mi raccomando, domani mattina pesatevi. Quindi pesatevi adesso e poi pesatevi dopo. Io sto bisticciato con la bilancia, quindi a me no. Abbiamo litigato ultimamente, sono salita. Oramai con la tecnologia queste parlano pure. Bravo, se la faccio gli dicevo male. Uè, ragazzi, auguri di buona Pasqua a tutti. Bravo, qui c'è un bot, ancora no. Buona Pasqua a tutti ragazzi e ci sentiamo dopo sul canale con qualche notizia, poi vediamo che troviamo. Quindi buona, buona Pasqua a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi. Sì, sì, accettiamo di tutto qua, non ti preoccupare. Ciao ragazzi, auguri a tutti, un saluto ragazzi.